Buon pomeriggio di nuovo dal campo Bertolotti di Volpiano, sede di questa giornata di semifinali, come è stata anche ieri di quarti. Oggi ultima semifinale, siamo nella categoria Under 23 femminile. Una grande partita tra due regioni sicuramente molto importanti anche calcisticamente, Veneto, Emilia Romagna. Con me in cabina di regia, sentite la voce di Danilo Russo, c'è anche Edward Pellegrino. Ciao Edward, ben trovato. Ciao Danilo, ben trovato. Giornata campale per le semifinali qui a Volpiano, abbiamo appena chiuso la diretta della semifinale Under 19 stravinta dal Friuli contro la Campania su questo stesso campo. Non c'è stato neanche il tempo di far uscire i giocatori di fatto per chiaramente i festeggiamenti e quant'altro, che è già tutto pronto per cominciare con la semifinale per la dell'Under 23 femminile. Diamo le tue formazioni mentre le squadre si dispongono in campo. Adesso c'è ancora un momento, insomma un briefing sulle due panchine. Allora, parto leggendovi il Veneto, che giocherà in divisa granata con numeri azzurrini, sembra la divisa del West Ham di Premier League per un po' più avvezzi. Andiamo con la lettura, con il numero 1 Gioia Stecchini, con il numero 2 Anna Boaretto, con il 3 Giorgia Busin, 5 Gaia Coccato, 6 Susanna De Zolt, 10 Laura Gregoris, 11 Marta Grossi, 13 Letizia Malvezzi, 15 Alice Mattiello, 16 Serena Natali e 20 Alice Tiozzo. Ci sono a disposizione con il numero 12 Marta Papandrea, 4 Chiara Carpanese, 7 Sara Furlan, 8 Anna Gaspari, 9 Camilla Gobbetti, 14 Mari Marchiotto, 17 Aurora Osti, 18 Martina Scavoni, 19 Martina Sordon. Commissario tecnico Maurizio Semenzato. Ti lascio a leggere l'Emilia Romagna, Edward. Emilia Romagna che scende in campo con il numero 1 Ludovica Vandi, numero 2 Eleonora Bellamico, numero 4 Cristina Grecu, numero 6 Giorgia Ferrari, numero 10 Rosalia Pia Papa, numero 13 Giulia Grazio, numero 14 Nina Ligi, numero 16 Martina Monzani Vecchi, numero 17 Alessia Lorenzon, numero 18 Margherita Mingardi, numero 19 Chiara Cavandoli. L'allenatore è il signor Maurizio Geri. A disposizione con il numero 3 Giulia Soncinni, con il numero 5 Isabella Latorre, con il numero 7 Chiara Anna Cartarasa, con il numero 8 Sofia Finotello, con il numero 9 Francesca Fulgoni, con il numero 11 Francesca Pagani, con il numero 12 Cristina Mosca, con il numero 15 Francesca Ercolani, con il numero 20 Lisa Paini. Insomma, vi abbiamo letto. Possiamo commentare il gioco. Esatto, vi abbiamo letto le formazioni. Quindi Emilia Romagna che è in campo con questo completo bianco-blu, granata azzurrino. Squadre famose per quanto riguarda il completo. No, vabbè, perché il Veneto mi ricorda il West Ham, ovviamente, insomma, per un Bordeaux molto molto acceso. Comunque, al di là della, diciamo così, del chiacchiericcio cromatico, quello che importa è che sono in campo due formazioni che hanno voglia di raggiungere la finale di Vercelli e quindi che proveranno il tutto per tutto in campo. Adesso poi con calma andiamo un attimo in cronaca, poi vediamo anche quello che è stato il cammino di avvicinamento a questa semifinale. Rimessa laterale per Bellamico, si fa vedere Cavandoli. Bellamico sceglie la palla in profondità per lo scatto di Ligi anticipata, ancora rimessa laterale per Bellamico. Cavandoli, Bellamico, siamo sempre vicini all'out di destra, si accentra su Bellamico, tentativo di palla in verticale, l'intercetto, attenzione all'Emilia che può avvicinarsi all'area, palla preda comunque della difesa del Veneto che prova ad uscire. C'è un tocco, rimessa laterale, il tocco della numero 17 Alessia Lorenzon, rimessa laterale questa volta per il Veneto qui sotto la nostra postazione, lo stadio Bertolotti, il nostro super trespolo, la nostra super postazione, un grande visuale dall'alto per seguire al meglio il gioco e queste partite del torneo delle regioni, questa penultima giornata, la giornata delle semifinali. Assolutamente sì, tra l'altro parlando di semifinali poi vi darò anche con calma il punteggio. Dall'altro campo c'è la selezione della Liguria che affronta quella della Lombardia al Dino Marola di Binovo. Veneto con un lancio tentato in profondità per lo scatto di Tiozzo, l'uscita del portiere Vandi che può bloccare
Intanto Danilo, vedo una modifica rispetto alle formazioni che ci hanno annunciato, perché nell'Emilia gioca la numero 5, non annunciata in formazione, Isabella Latorre, quindi adesso infatti stavo guardando un po' la disposizione per essere sicuro al 100%, la vediamo proprio qui al centro della difesa bianco-blu, quindi segnaliamo. E noi naturalmente ne prendiamo atto, insomma, e cominciamo a nominarla. Veneto che prova ad attaccare, non aggancia Boaretto. Emilia che può provare a ripartire con un lancio, a cercare Cavandoli, anticipata, si riparte da Stecchini. Mattiello, si va sulla destra per Natali che perde palla, poi c'è una buona chiusura di Busin, rimessa laterale per l'Emilia Romagna. Lo abbiamo detto un po' di volte nel corso di questo torneo delle regioni, fasi di studio, Danilo, in questo avvio. Sì, fasi di studio in questo avvio, e adesso voglio leggerti quello che è stato il quadro dei quarti di finale che hanno permesso a queste due formazioni di affrontarsi in questo momento. Ne abbiamo parlato anche ieri sera in trasmissione, perché il Veneto ha vinto 3-0 a tavolino con la Toscana, perché la formazione toscana, dopo il ricorso ovviamente del Comitato Veneto, ha fatto giocare una giocatrice squalificata, purtroppo, insomma, poi questa decisione, quindi che ha scaturito questo risultato. Per quanto riguarda invece l'Emilia Romagna, che ha vinto 1-0 ai danni della Sicilia. Eh sì, ne abbiamo parlato ieri sera, no, Danilo, insomma, di questo 3-0 a tavolino, non si vede molto spesso in una competizione come il Torneo delle Regioni, una beffa, soprattutto per le giocatrici, insomma, che si erano guadagnate la qualificazione, però chiaramente il regolamento è quello, quindi ci può stare. Un unicum è capitato in questo Torneo delle Regioni 2023. Nel frattempo ti segnalo, c'è stato l'aggiornamento del risultato da Vinovo, perché la Lombardia sta vincendo 3-0 sulla Liguria a Vinovo, quindi Lombardia che ha già messo un piede e mezzo in finale, e quindi insomma vedremo poi quello che sarà il proseguo. Trovate anche la diretta di Vinovo sempre sul canale YouTube Lega Nazionale Dilettanti, con il lavoro di coordinamento di regia di Video Center Studi Nadir Giordano. Sì, considerando i risultati ottenuti dalla Lombardia femminile, ecco, la sconfitta 0-2 delle padrone di casa del Piemonte, ecco, forse fa capire, no, quanto il Piemonte abbia provato a lottare ieri, perché Lombardia finora ha solo risultati molto larghi, e questo 3-0 dopo pochi minuti in semifinale la dice lunga sulla forza di questa squadra. Intanto calcio di punizione per il Veneto, affidato a Busin dalla tre quarti destra. Palla giocata corta per Mattiello, Mattiello va sul fondo, Mattiello, attenzione, il cross basso, liberato, si rifugia in calcio d'angolo Papa. Buona trama sviluppatasi direttamente dal calcio di punizione per il Veneto. Altra battuta corta, De Zolt torna da Mattiello, ancora De Zolt. Busin, il cross, cercare una compagna che viene anticipata, provato la palla dentro, imbucata per Tiozzo che non è riuscito a stoppare. Comunque fallo laterale per il Veneto con De Zolt. C'è un inserimento di Boaretto che non riesce ad arrivarci, palla spazzata via, ancora rimessa laterale per il Veneto. Sì, rimessa laterale per il Veneto, che in queste prime battute di gioco, in questi primi minuti, sicuramente ha fatto capire quale vuole essere l'impostazione del match, quindi di stare comunque stabilmente nella metacampo dell'Emilia Romagna. Quindi adesso cercheremo di capire quest'ultima semifinale che chiude il quadro di oggi qui a Volpiano. Natali prova a mettere un pallone interessante in mezzo, poi tocco di prima, intelligente ma troppo lungo per Tiozzo, una palla imbucata che a livello di idea sicuramente era molto buona, realizzazione così un po' troppo lunga, però ci si prova, no, Danilo, a trovare la soluzione giusta con un tocco di prima, quindi fase di studio sì, ma con qualche prima iniziativa verso la porta, in questo caso la porta dell'Emilia. No, qua ci ha provato, è stata molto brava a giocare questa palla in profondità, la misura non è andata. Nel frattempo abbiamo raggiunto il 7° minuto di gioco del primo tempo, risultato di 0-0 tra Veneto ed Emilia Romagna. Ricordiamolo che nella categoria Under 23 femminile i tempi di gioco sono di 40 minuti. L'arbitro corregge la posizione del fallo laterale, quindi Natali è costretto a retrocedere di qualche metro, si può ripartire.
lo stop, la palla di nuovo a Natali, altro fallo laterale sul contrasto dell'altra numero 16, Monzani. Sì, adesso squadre che stanno cercando, diciamo così, di prendere esattamente le misure, con il Veneto che adesso prova a sfondare sulla zona di destra con questa azione della Tiozzo. La difesa dell'Emilia Romagna è efficace, palla lanciata via, efficace però anche lo stop delle Busin sull'out alto, Bellamico che manda la palla in fallo laterale, si riparte con fallo laterale per il Veneto. Boaretto di testa, prova a prolungare, a cercare Tiozzo, attenzione, riesce a mettere in mezzo per l'inserimento di Gregoris o Gregoris, scusate nel caso di una pronuncia errata. Tu dici Gregoris? Vabbè, noi proviamoci, poi magari verremo corretti, dai. C'è però purtroppo la necessità e bisogno di intervento dello staff medico, perché proprio nel tentativo di allungo, giocatrice del Veneto alla ricerca della palla si è infortunata. Adesso vediamo se non sarà nulla di particolarmente grave. Sì, c'è stato del Veneto comunque in campo. C'è stato un contatto, un contatto fortuito con Papa, la capitana dell'Emilia Romagna. Quindi c'è stato bisogno comunque dell'ausilio dello staff medico. Non so se è una botta alla caviglia, sembra di vedere di qua, noi è in diagonale rispetto alla nostra postazione, alla nostra cabina di commento, pare che sia la caviglia sinistra. Adesso vediamo, zoppica un pochettino, sì, zoppica abbastanza, caviglia sinistra per la numero 10. Quindi diciamo Gregoris o Gregoris? Dimmi tu. Non lo so, proviamoci, dai. Lascio a te l'incombenza della decisione. Palla allargata adesso a destra. Proviamo a dire Gregoris, dai. Ok, Gregoris, Bellamico. Ligi si accentra. Ancora Ligi, va da sola, poi prova la conclusione. Conclusione fuori, controlla senza problemi Gioia Stecchini, portiere del Veneto, che gioca nella società Condor Treviso. Nessun problema per lei su questa conclusione. Adesso il rinvio, la palla però ancora a disposizione del Veneto. Qui c'è un errore, una palla persa, subito riconquistata, lancio lungo, cercare lo scatto di De Zolt affrontata e contenuta dalla Torre, rimessa laterale per l'Emilia Romagna. Sì, Emilia Romagna che vuole provare ad affacciarsi dalle parti della metacampo del Veneto, perché sì, ha fatto maggiormente la partita, no Danilo? Sì, che in questo momento ha fatto la partita, è stata con una densità maggiore, soprattutto nella zona di destra, qui sotto la nostra postazione, e quindi continua questo possesso lungo, possesso palla del Veneto, percentuali altissime in questi primi minuti di gioco, che sono esattamente 11:02 in questo momento qui da Volpiano, 0-0 tra Veneto ed Emilia Romagna. Stecchini al rinvio, palla che si impenna, c'è il colpo di testa tentato e non riuscito, e un palla in profondità a cercare ancora il taglio di Tiozzo, che adesso riceve in seconda battuta la palla. Tiozzo cerca l'assist con la palla che viene liberata, poi la conclusione di prima intenzione da parte di Coccato, palla ovviamente lontana dai pali. Ci ha provato qui il Veneto con Tiozzo, che in seconda battuta è riuscito a trovare il pallone avanzato, palla in mezzo, difesa poi ha liberato, poi nessun problema ovviamente per il portiere. Alice Tiozzo, maglia numero 20, classe 2005 del Venezia FC SPA. Altra rimessa laterale ancora per il Veneto. Sì, riesce a tenere poco palla l'Emilia questo primo quarto d'ora di fatto del primo tempo, e chiaramente il Veneto sta mettendo una buona pressione e sta tenendo tanto palla, quindi qualche difficoltà per l'Emilia, che comunque si sta difendendo bene, non ha ancora rischiato nulla. Non ho ancora rischiato nulla, e insomma c'è un Veneto che è arrembante e nel recupero palla e anche nella costruzione, come in questo momento. Grossi ha tentato una palla in verticale, intercettata dalla difesa. Emilia che può ripartire con Bellamico, palla però dove non c'è nessuno, facile preda di Malvezzi.
poi Coccato, combatte, non c'è fallo. Ligi scarica dietro, poi il lancio lungo, Busin, stop, però sbagliato, si è allungato, poi è riuscito a chiudere bene, ha rimediato subito all'errore nel controllo, il Veneto può ripartire, altra chiusura questa volta da parte di Ferrari, Emilia cerca la ripartenza, Mingardi sulla destra, Mingardi prova a sgusciare, copertura ottima difensivamente da parte di Gregoris. Bravo Gregoris, noi l'abbiamo questo accento qui, giocatrice classe 2002, Villa Franchese, oltretutto anche capitano della compagine del Veneto. Sì, un'Emilia Romagna, Edward, che deve ancora prendere un po' di confidenza con la tre quarti campo avversaria. Nel frattempo c'è stato un involontario, un calcione ai danni della numero 5 Coccato, esatto, spedito fuori, della capitana Papa, che voleva colpire il pallone e l'ha presa, però insomma si sta toccando, ma il gioco adesso è in corso, quindi non c'è bisogno di nessun supporto. Ha preso un calcione all'altezza dell'orecchio e del collo, però vediamo che la numero 5 del Veneto è in grado di proseguire il match. Ferrari, palla bella in avanti, attenzione che adesso l'Emilia Romagna ha un po' di spazio. Lorenzoni, Ligi, palla sullo scatto di Mingardi che non ci può arrivare. Questa era stata una buona trama, una buona costruzione, mancata un po' la misura sulla palla in profondità sullo scatto di Mingardi, che l'abbiamo anche capito da queste prime iniziative da quella parte, viene cercata molto sulla profondità, sullo scatto, sull'incursione per poter andare sul fondo e crossare in mezzo. Assolutamente sì, cercata Margherita Mingardi, classe 2002, la numero 18, a disposizione del mister Maurizio Gieri. Formazione, ovviamente stiamo parlando delle bianco-blu dell'Emilia Romagna. Adesso però c'è un calcio di punizione nella metà campo del Veneto quando siamo quasi al 15° di gioco del primo tempo, 0-0. Palla che però ovviamente viene fatta preda dell'estremo difensore Emiliano Romagnolo, Bandi, classe 2004. Sì, sullo scatto di De Zolte che aveva provato a inserirsi, buona l'uscita del portiere. Proprio De Zolte che la mette giù e serve di fatto proprio a compagna, lancio lungo, bello il colpo di tacco ed esterno di Boaretto, attenzione che però si ferma qui, anzi no, prosegue perché c'è un rimpallo che favorisce Mattiello, palla scaricata sulla destra, rimessa in mezzo, poi spazza via direttamente Papa per evitare problemi, il capitano dell'Emilia, perché il Veneto ha vinto un paio di rimpalli ed era riuscito ad andare al cross. E il pallone che è tornato in campo da dietro direttamente da un signore della pista di atletica qua. Gran piede. Gran piede, sì, devo dire che con un collo l'ha rimessa di qua. Comunque abbiamo detto adesso, a parte le nostre scemenze, abbiamo detto di questo centro sportivo qui Volpiano, sicuramente polivalente, molto bello. Come diciamo anche noi sempre nella trasmissione, viva lo sport. Certo. Ma torniamo in cronaca con l'attacco da destra del Veneto, con la numero 6 De Zolte che ha provato questo traversone, ribattuto. Ancora rimessa laterale, un po' lunga, però riesce a mettere in mezzo Mattiello e a centro area c'è un contatto, però giudicato tutto regolare. Vediamo che l'arbitro difatti ha provato a staccare di testa. Ha provato a staccare di testa Boaretto, il direttore di gara non ha fatto cenni, quindi si riparte con un calcio di rinvio per la numero 1, la portiera classe 2004, Ludovica Vandi. Emilia che riparte con Ferrari, il lancio lunghissimo, cercare lo scatto di Mingardi, già il terzo scatto di Mingardi in questa partita, cercare il pallone proprio da quella parte, combatte, riesce a tenere il pallone in campo, caparbia in questo caso Mingardi che adesso può andare via, forse c'è un fallo, anche una palla trattenuta, l'arbitro lascia correre, poi dà il fallo in attacco. Qui l'arbitro è stato forse un po' generoso perché poteva forse dare la palla trattenuta, in ogni caso si riparte con un calcio di punizione. Abbiamo capito che Mingardi verrà cercata spesso con queste palle in profondità perché insomma può giocare sulla velocità. Sì, Mingardi verrà cercata spesso. Emilia che adesso prova, perlomeno per quanto riguarda la zona d'attacco, a battere sul centro-destra,
però il Veneto fin qui è stato pressoché perfetto in tutte le zone del campo, soprattutto in difesa, dove pericoli non ne sono praticamente stati corsi. Rimessa laterale ad opera di Bellamico, cerca il movimento di qualche compagna, alla fine lo trova e riceve di nuovo palla. Bellamico, il lancio lungo a cercare Monzani, che viene anticipata, poi Malvezzi difende palla, poi d'esterno lo manda direttamente fuori. Rimessa laterale per l'Emilia, che adesso sta effettivamente provando ad alzare il baricentro dopo una prima fase, i primi 10 minuti comunque maggiormente a favore del Veneto, poi questo cross che finisce direttamente sul fondo, quindi il Veneto che può tornare in possesso della sfera. Sì, con un calcio di rinvio che mi sembra che venga affidato al numero 3 Busin, il cosiddetto terzino, che spazza su a centrocampo, ribatte l'Emilia Romagna, però fa buona guardia ovviamente il Veneto. Lotta serrata tra De Zolt e la Torre, rimessa Veneto vai Edward. Boaretto, poi il cross da parte di Tiozzo a cercare l'inserimento di Gregoris, l'uscita con la presa bassa da parte di Vandi, altra palla interessante messa in mezzo da Tiozzo, che insomma è una giocatrice con una certa prestanza, ma vediamo che ha anche qualità nel piede. Cavandoli anticipata, il lancio lungo a cercare lo scatto di De Zolt, c'è la chiusura ancora di La Torre. Rimessa laterale per il Veneto con Mattiello, Boaretto, Natali, Coccato combatte, palla ancora al Veneto, poi un lancio lungo a cercare ancora lo scatto, il movimento di Gregoris è un po' defilata, mette in mezzo, blocca Ludovica Vandi. È stata una bella azione questa del Veneto, che si è sviluppata poi da sinistra con Gregoris, palla messa in area piccola, si sperava in un ritorno della compagna, non è stato così. Il Veneto però recupera palla in zona praticamente tre quarti campo, è predominante il possesso palla del Veneto Edward e prosegue, però c'è la 17 Lorenzon, adesso c'è anche Bellamico, viene attaccata, subisce fallo. Sì, qui c'è un fallo da parte di Tiozzo, quindi insomma si riparte con un calcio di punizione per l'Emilia Romagna, affidato alla numero 6 Ferrari. Grande equilibrio, Danilo, in questa prima fase, siamo giunti al 21esimo minuto di gioco, nessuna occasione vera da gol. Adesso l'Emilia che ci prova una palla tentata in profondità, c'è un'altra chiusura difensiva da parte di Malvezzi che esce bene, poi Coccato, contrasto, si va adesso a sinistra, Gregoris, cercato il pallone in direzione di Grossi, fallo laterale per l'Emilia, ti dicevo grande equilibrio, nessuna occasione da gol, quindi un buon Veneto nei primi 10 minuti, poi l'Emilia ha trovato la quadra, ha cercato anche di farsi vedere insomma nei pressi dell'area di rigore avversaria. Sì, nessuna occasione da gol, anche se abbiamo detto nel frattempo c'è un fallo a centrocampo, questa volta ai danni della formazione emiliana romagnola, quindi che ha la possibilità di ripartire con un calcio piazzato. Sì, nessuna occasione da gol, però insomma come diciamo così predominanza, come presenza nella zona del campo dobbiamo dire che il Veneto è stabilmente nella tre quarti campo delle avversarie, però effettivamente manca la stoccata negli ultimi 20 metri. Punizione affidata a Ligi, c'è anche Ferrari, probabilmente batterà Ferrari perché Ligi si è spostata, adesso Ferrari il lancio lungo a cercare il tocco che era insomma a livello di intenzioni buono da parte di Lorenzon, che ha cercato insomma di allungare la traiettoria e trovare una compagna in area, la palla però è finita fuori, è troppo lunga, quindi è rimessa al fondo per il Veneto. Coccato, Busin rischia, perde palla, attenzione, occasione per l'Emilia, il tiro, palo di Cavandoli su una palla persa in uscita, la prima occasione della partita, Danilo, e per l'Emilia Romagna un lampo improvviso su un errore in fase di impostazione.
Sì, un lampo al minuto 23, lo dobbiamo registrare, questo palo colpito da Cavandoli. L'estremo difensore Stecchini è rimasta impietrita da questa conclusione che si è stampato sul palo poco sotto l'incrocio dei pali, questo destro a giro incredibile. Fin qui vi avevamo detto che l'Emilia Romagna non era riuscita ad affacciarsi dalle parti della porta del Veneto, adesso sì che si è affacciata e lo ha fatto quasi trovando il gol del vantaggio. Questo è il bello di questo sport, questo è il bello del calcio. Questa semifinale sicuramente molto equilibrata, ma che adesso ha fatto registrare un guizzo, una fiammata da parte dell'Emilia Romagna. E vediamo se prenderà un po' quota questa partita. Il lancio lungo a cercare Mingardi, troppo lungo l'uscita del portiere. Qui Papa ha cercato subito lo scatto di Mingardi, già la quarta volta che viene servita con un lancio in profondità. È sempre pericolosa con la sua velocità. Sì, Mingardi che effettivamente è una spina di fianco, però andiamo Edward con... sì, c'è stato un flipper, è stata una pallonata, rimane però il Veneto in avanti, attenta però anche la difesa bianco-blu delle ragazze dell'Emilia Romagna. Cavandoli la mette giù bene e poi smista. Adesso l'Emilia che forte anche di un'occasione da gol importante, prova ad attaccare ancora gli spazi, bella palla per Mingardi ancora in velocità, c'è la chiusura che favorisce ancora un'altra uscita di Stecchini. Il canovaccio mi sembra chiaro, Danilo. Sì, però negli ultimi 5 minuti è cambiata anche un po' l'inerzia, perché effettivamente l'Emilia Romagna ha preso confidenza con gli ultimi 20 metri di campo, creando anche qui un'altra situazione, quindi occhio a quanto sta crescendo la formazione bianco-blu. Rimessa laterale ad opera di La Torre. Intanto Danilo, il nostro amico Vento è tornato a trovarci in quest'ultima giornata, ci aveva abbandonato in mattinata e nel corso del pomeriggio, ma attenzione adesso al pallone lungo per Monzani, l'uscita del portiere, stavo dicendo Danilo, ci aveva abbandonato questa mattina nel corso del primo pomeriggio, è tornato a trovarci, è stata una costante di questo torneo delle regioni, soprattutto in questa postazione sopra il campo. Difatti noi facciamo un apri-chiudi con la giacca Vento ovviamente del torneo, griffato ufficiale, e ce lo teniamo ben stretto qui sul Trespolo, a parte le battute. Però sì, effettivamente la componente Vento non diciamo così da sottovalutare, anche per le traiettorie del pallone, al di là del fastidio che può provocare. Vento che può anche, diciamo così, influenzare le traiettorie dei tiri o dei traversoni, quindi teniamolo d'occhio. Ancora l'Emilia che prova a spingere con Cavandoli, palla per Mingardi che adesso ha spazio per scattare. Mingardi, il cross in mezzo, il portiere non ci arriva, a terra anche una giocatrice, il pallone era effettivamente già passato, è stato segnalato anche un fuorigioco, atterrata Monzani, però tutto fermo, brivido perché da quella parte l'Emilia Romagna sfonda. Sì, sfonda e insomma particolare, no? Come è cambiato adesso diciamo così, la partita, perché fino a pochi minuti fa il Veneto era stabilmente nella tre quarti avversaria, adesso è l'Emilia Romagna che è stabilmente nella tre quarti del Veneto. Il Veneto che ha abbassato un po' il baricentro, ha abbassato un po' la linea del possesso palla, si è fatto un po' schiacciare anche dall'esuberanza, ma soprattutto anche dalla voglia delle ragazze emiliane romagnole. Vediamo anche qui che c'è un disimpegno sbagliato da parte dell'Emilia Romagna con la capitana Papa che ha appoggiato. Vediamo il tiro, il sinistro, si dispera la sua compagna di squadra che mi pare sia la 14. La conclusione di Ligi da fuori. Esatto, Nina Ligi, un sinistro a mezza altezza fuori dallo specchio della porta. Molto brava qui Papa ad andare al recupero palla, a capire dove stava andando il pallone, poi a servire appunto Ligi. Conclusione da fuori che non trova la porta, ma Emilia ancora pericolosa, e Veneto che insomma sembra aver subito un po' il contraccolpo di queste occasioni, adesso forse un po' impaurita, anche un po' imprecisa formazione del Veneto. Sta, diciamo così, accusando questa veemenza offensiva delle avversarie. Probabilmente non si aspettava questo cambio repentino di situazioni. Veneto che, te l'ho detto poc'anzi, ha abbassato un po' il baricentro, ha anche smesso di creare, quindi di conseguenza ha preso fiducia l'Emilia Romagna che sta costruendo occasione dopo occasione e che ha sfiorato anche il gol, perché comunque c'è stato un palo clamoroso. Ligi sul pallone, battuta mancina di questo calcio di punizione, il pallone interessante a trovare in area Lorenzon che stoppa di petto ma poi non riesce a trovare l'equilibrio. E tra l'altro bandierina giù dell'assistente, quindi stop che sarebbe stato regolare anche l'eventuale conclusione. Altra potenziale occasione per l'Emilia Romagna.
Veneto un po' in difficoltà ormai da un quarto d'ora buono. Ferrari, palla lunga a cercare l'aggancio impossibile di Mingardi, sfera che finisce fuori davanti alla panchina Emiliano Romagnola. Gregoris, palla in avanti, preda di Ferrari che può iniziare con il giro palla, si va da Vandi su Grecu, si fa vedere da questa parte la torre, Grecu invece torna da Ferrari, Vandi, Ferrari, lancio lungo di Ferrari a cercare ancora lo scatto per Mingardi, trattenuta in partenza, l'arbitro lo fischia adesso. Arbitro che vede e fischia adesso, viene anche applaudito dalle giocatrici bianco-blu perché è stato attento, perché Mingardi è stata trattenuta proprio in partenza e poi lasciata, giusto il fallo, calcio di punizione. Allora, ovviamente lo vedete anche in sovraimpressione, comunque stiamo per raggiungere la mezz'ora di gioco del primo tempo, quindi ancora 10 minuti da giocare e più eventuale recupero. Ancora 0-0, però c'è l'Emilia Romagna in attacco. Con Ligi che va via di forza, ha tenuto un bel pallone. Un po' placcata anche scalciata leggermente, avete visto un po' un gesto di stizza da parte della Mattiello che ha dato un calcetto, difatti l'arbitro gli ha detto non farlo più. La redarguita, c'è stato un po' uno scambio di strattonamenti, insomma strattonamenti a vicenda, ma un corpo a corpo. Poi ha dato un leggero gesto di stizza, ma... sì, perché ha tagliato il campo da destra verso sinistra e ha subito alcuni colpi, trattenute, e alla fine si è stufato e ha detto basta, esatto, questo fallo. Esatto, e poi... Comunque sì, è stato tutto nei ranghi della quello che è la correttezza, ovviamente. Papa lascia passare, prova ad allungare il pallone, non ci riesce. C'è ancora un intercetto. Veneto che adesso non riesce più a uscire, fa molta fatica dopo un bell'inizio di partita con alcune iniziative molto interessanti. Adesso Emilia Romagna sembra aver preso fiducia. Qua si prende un buon fallo Gregoris, calcio di punizione. Sì, diciamo che è stato un approccio condotto egregiamente per 15-20 minuti, dove sostanzialmente l'Emilia Romagna ha fatto molta fatica, un approccio fantastico anche del Veneto, delle ragazze del Veneto, e poi poco a poco, piano piano, pallone dopo pallone, l'Emilia Romagna è cresciuta, ha capito che poteva mettere in difficoltà il Veneto e lo ha fatto, e ha colpito anche un palo. Ci si prepara una palla scodellata da sinistra, sono salite le torri per il Veneto, un'occasione interessante da calcio piazzato dopo alcuni minuti un po' in apnea nella formazione granata. Calcio di punizione che viene battuto, la palla finisce in area, viene però respinta. Attenzione però a Boaretto che cerca un altro cross, le giocatrici erano uscite dopo la respinta, dopo la punizione, la palla si spegne fuori, quindi niente da fare, si provvederà alla rimessa dal fondo ad opera di Ludovica Vandi. Sì, si provvederà con questa rimessa dal fondo, il Veneto che si è di nuovo affacciato dalle parti di Vandi, però ovviamente non mettendola in apprensione in alcun modo. Anche qui calcio con il terzino, il calcio di rinvio, la palla che arriva sul cerchio di centrocampo e manovra dell'Emilia Romagna. Edward, palla in profondità che è stata subito intercettata, il Veneto che adesso ci prova da questa parte sotto la nostra postazione con Del Zolt, ha cercato Tiozzo, non l'ha trovata, ma ancora il Veneto adesso in possesso, ancora verso Zolt, altro rinvio da parte di La Torre, la palla che viene deviata, può essere interessante per lo scatto di Mingardi che va in azione di disturbo, il portiere se la cava bene e lancia verso la destra, anzi verso la sinistra, per Grossi che non riesce a tenere in campo il pallone. Rimessa laterale, occhio allo scatto di Mingardi che può andare via sulla destra, ci riesce il cross in mezzo, attenzione la girata, il rasoterra, la respinta con i piedi del portiere, ancora il tiro tentato, Murata. Cavandoli è stata veramente pericolosissima e qui Gioia Stecchini con una respinta con i piedi, sì, è stata reattiva. La ragazza, la portiera con la coda bionda, la vedete di qua, insomma, però molto attenta, che batte anche i guantoni per incitare le proprie compagne, però qua Edward Chiara Cavandoli, classe 2000, ha messo veramente in apprensione tutta la difesa del Veneto con questo rasoterra, sì. È stata brava, una parata quasi da calcio a 5 anche, no? Del portiere sì. del Veneto. Giusto, lo scatto di Mingardi sulla destra, il cross, Cavandoli l'ha colpita bene, di prima intenzione, bella anche la parata Danilo. Bella anche la parata, sì, l'abbiamo detto, quindi seconda grande occasione dell'Emilia Romagna per andare in vantaggio. Papa
Ligi ancora per lo scatto di Mingardi in posizione regolare. Mingardi entra in area, il tiro, rete! Mingardi 1-0 Emilia Romagna, l'ennesimo scatto, l'ennesima fuga in profondità dell'attaccante bianco-blu. 1-0, Danilo meritato per quello che si è visto negli ultimi 20 minuti. Meritato, meritatissimo per quello che si è visto negli ultimi 20 minuti, ma che gol ha fatto questa ragazza Margherita Mingardi, classe 2002, si è portata la palla in avanti con il destro, appena entrata in area ha calciato d'interno collo, ha messo il pallone sotto la traversa, nulla da fare per gioia a Stecchini, che ovviamente lei ha provato la parata disperata, però il pallone l'ha sorpassata, quindi giustamente in vantaggio l'Emilia Romagna, quasi un po' anche a sorpresa per come era iniziata la partita, che l'inerzia poi è completamente cambiata, quindi si è sbloccata la semifinale qui a Volpiano dell'Under 23 femminile. Emilia Romagna in vantaggio 1-0, siamo giunti al minuto 33, quindi siamo ancora a 7 minuti dal quasi 6 e mezzo dal termine del primo tempo. 1-0 Emilia Romagna e Dani del Veneto. E la partita si è sbloccata, non sono mancate le occasioni, adesso però è arrivato anche il gol e vediamo come cambierà ancora una volta l'inizio di questa partita, se l'Emilia Romagna continuerà a spingere. Intanto hai un aggiornamento, Danilo? Sì, un aggiornamento perché guardo cosa sta succedendo al Dino Marola di Vinova, tra l'altra semifinale di Under 23 femminile, sta dilagando la Lombardia che sta vincendo 4-0 con la Liguria. Quindi Lombardia che ormai vede da vicinissimo la finale, la vede anche l'Emilia Romagna, che però è in vantaggio di un solo gol, ovviamente segnato poco fa. Ancora uno scatto di Mingardi, partita al primo tempo fantastico della numero 18, che sta mettendo in grandissima pressione tutta la difesa, soprattutto la fascia sinistra del Veneto con i suoi scatti. E adesso si è guadagnato un corner. Ma c'è un Veneto, Edward, che è in difficoltà, non riesce a reagire dal punto di vista mentale, dal punto di vista della costruzione del gioco, merito di una Emilia Romagna che sta facendo veramente una grande partita. Vediamo questo calcio d'angolo battuto con il mancino verso il primo palo, allontanato dal, diciamo così, rinvio di Coccato. C'è stato il calcio d'angolo battuto da Ligi. Ancora Ligi dalla bandierina, alza la mano, chiama uno schema per le compagne. Ligi con il mancino, traiettoria un po' più lunga, scavalcare, sul secondo palo c'è il colpo di testa di Lorenzon, Alessia Lorenzon, classe 2000, maglia numero 17 sul secondo palo, è andata a colpire sul corner battuto da Ligi, corner che aveva scavalcato tra l'altro Stecchini, però non ha trovato la porta, pallone che si è spento quasi sull'esterno della rete. Però è un'Emilia Romagna arrembante, Edward, l'abbiamo detto, il Veneto è in difficoltà. Il Veneto è in difficoltà. L'Emilia spinge giustamente sul proprio asse di destra, dove sta trovando tutte le giuste soluzioni per attaccare, per mettere in difficoltà la formazione avversaria. Qui c'è un calcio di punizione, Veneto che può adesso respirare dopo veramente minuti di grandi difficoltà. Siamo al 36esimo. Mattiello per De Zolt, 1 contro 1, forse cerca l'angolo, poi stoppa male, la palla che gli scivola, chiede anche un contatto, una trattenuta, il guardalino di questo avviso irremovibile, sventola la bandierina davanti alla faccia, niente da fare, rimessa dal fondo. Ma decisione arbitrale corretta, lei ha chiesto la trattenuta, però credo che non c'erano gli estremi per un fischio, comunque sia il pallone che viene giostrato. E quindi con la battuta del terzino, con la numero 4 Cristina Grecu che si incarica, che l'ha già battuto, insomma l'Emilia Romagna che adesso ricomincia da dietro, ed è un Veneto che anche a centrocampo adesso non riesce più a fronteggiare, diciamo così, la carica un brutto intervento agonistica. Sì, c'è un po' di frustrazione, un intervento, un fallo un po' gratuito di Mattiello che calcia anche la palla contro la recinzione qui del Bertolotto. Terrata Monzani. E ha rischiato anche la munizione. Sì, diciamo fra fallo e palla buttata via ha rischiato il giallo. Sì. Punizione ad opera. E la serie non farlo più, perché poi magari il cartellino giallo arriva. Ligi, doppio rimpallo, adesso l'arbitro deve fermare il gioco perché è stato colpito anche lui. La palla che verrà data. Però se ci pensi quanto è importante che sia cambiata questa regola, Edo, che una volta quando batteva contro l'arbitro poi l'azione si faceva anche proseguire. Sì, magari con qualche protesta, con qualche polemica per l'intervento involontario dell'arbitro.
prova a combattere Mattiello, che riesce a portarsi a casa una rimessa laterale. Brava qui la numero 15 Alice Mattiello, è una palla che stava uscendo fuori, è riuscita a conquistarsi la rimessa laterale in zona offensiva. Cercata ancora Tiozzo, Papa spazza via, colpisce una compagna, Tiozzo bene ancora con l'esterno, una giocata insomma che è abbastanza fra le preferite di questa giocatrice, almeno in questo primo tempo, l'abbiamo visto almeno 3 volte. Attenzione, la palla imboccata proprio per lei, c'è l'uscita del portiere. Questa è una buona idea, una buona intenzione e anche una buona insomma realizzazione, è mancato solo poi il colpo dell'attaccante, che non ci è arrivata per poco. Anche perché proprio tra le giocatrici offensive del Veneto, Alice Tiozzo, classe 2005 del Venezia, è quella che si è distinta di più. Anche qui andata in profondità, ci ha creduto, ha detto io vado su quel pallone, ha fatto bene, però è stata brava Vandi a chiuderle lo specchio. Adesso l'Emilia che prova a farsi rivedere in attacco, bello il taglio di Cavandoli che cerca l'angolo, viene chiusa. Attenzione a questa palla vagante, Mingardi ci arriva, subisce un colpo, non cade correttamente perché poteva anche essere un fallo da rigore. Poi il cross in mezzo, la palla che non viene ancora liberata dal Veneto, ancora Mingardi in azione di disturbo. È stata corretta qui la numero 18 perché il colpetto mi sembra l'abbia subito, è rimasta comunque in piedi e quindi si è continuato a giocare. È stata corretta, nel frattempo guardo il timing, siamo a 39 minuti di gioco, quindi un minuto ancora da disputare di questo primo tempo, salvo eventuale recupero. 1-0 per l'Emilia Romagna sul Veneto. Adesso vediamo questo tentativo un po' dalla distanza del numero 16 Monzani, però tutto facile per Stecchini e il Veneto che è già ripartito da dietro. Coccato si disimpegna bene, poi prova il lancio in profondità troppo lungo per De Zolte, che non prova ovviamente neanche lo scatto perché è un pallone veramente impossibile. Blocca facile Vandi, che cercherà il rinvio lungo, sì, palla molto molto alta, non arriva il colpo di testa di nessuno, alla fine palla va giù, rimessa laterale assegnata al Veneto, protesta Lorenzon, che insomma si rivolge con simpatia al guardalinee, diciamo così. Sì, gli ha fatto qualche complimento, ecco, però ovviamente ridendo. Nel frattempo faccio complimenti alla panchina dell'Emilia Romagna perché ci ha mostrato il numero del recupero, si giocherà ancora per... sei sensibile su queste cose. Brava la panchina dell'Emilia Romagna, 1 minuto di recupero, quindi si giocherà fino al 41esimo qui al Bortolotte di Volpiano. 1-0 per l'Emilia Romagna fin qui sul Veneto. Sì, perché magari c'è qualcuno che si è collegato solo in occasione di questa partita, ecco, ma noi siamo da questa mattina qui a Volpiano per seguire le semifinali delle varie categorie. Qui sul sintetico del Bertolotti. Esatto, e non tutte le panchine fanno le segnalazioni, diciamo, a favore di telecamera, a favore di pubblico, e quindi poi quando ci sono magari 3 o 4 cambi alla volta non è proprio facile poi capire chi entra e chi esce. Diciamo che come si dice in gergo poi uno viene anche matto, però voglio dire, ma è una cosa che anche nella fase eliminatoria, non soltanto nella, diciamo così, adesso dai quarti di finale in poi, nel frattempo avete sentito, a parte questo nostro chiacchiericcio, avete sentito il fischio dell'arbitro, c'è anche qualche protesta però. Sì, perché c'è stato un ultimo contatto proprio in chiusura. Esatto, con il capitano dell'Emilia Romagna, Rosalia Pia Papa, che sta protestando. Comunque è arrivato il duplice fischio del direttore di gara Edward, 20 secondi, anche 30 se vuoi, un'Emilia Romagna che è cresciuta alla distanza e che è andata in vantaggio sul Veneto. Sì, vantaggio meritato, Veneto che parte meglio, Emilia Romagna che prende quota piano piano, trascinata insomma dagli scatti di Mingardi, dalle sue percussioni, dai suoi inserimenti. Bella prova comunque dell'intera Emilia Romagna dopo praticamente i primi 10-15 minuti, e vantaggio direi meritato, però la partita resta non in equilibrio ma resta aperta. Vantaggio meritato, per ora decide il gol di Chiara Cavandoli e adesso vedremo nel secondo tempo cosa succederà qui a Volpiano. Noi al momento chiudiamo il collegamento, però voi rimanete lì e tenete la live aperta sul canale YouTube Lega Nazionale Dilettanti per il secondo tempo di questa semifinale Under 23 femminile tra poco.
Rieccoci dal sintetico del Bertolotti di Volpiano in provincia di Torino per questo secondo tempo che a minuti inizierà qui sul appunto, campo torinese. Quest'ultima sfida di oggi delle 4 semifinali che io insieme a Edward Pellegrino, io con la voce di Danilo Lusso, vi stiamo raccontando da questo impianto volpianese. In questa semifinale Under 23 femminile dove l'Emilia Romagna è in vantaggio per 1-0 sul Veneto grazie al gol siglato con un destro sotto la traversa bellissimo di Margherita Mingardi, classe 2002. Vediamo adesso se ci saranno delle sostituzioni. Emilia Romagna che già ha preso posto, diciamo così, in campo, mentre invece c'è stato un urlo di squadra, un cerchio anche per caricarsi delle ragazze venete. Veneto che cercherà, caro Danilo. Sei tornato? Sono tornato, sono qua al tuo fianco, sono ricomparso magicamente. Veneto che insomma cercherà di rimettere in pari questa partita. Veneto sotto. Ricordiamo la, diciamo così, disposizione cromatica. Veneto in granata con numeri azzurrini che attacca da destra a sinistra, da sinistra a destra invece le bianco-blu dell'Emilia Romagna. Primo pallone. E nel frattempo, scusami, non ci sono state sostituzioni. Ok, perfetto, quindi si riparte con le stesse 22 che hanno chiuso la prima frazione. Qui Tiozzo tiene un bel pallone sulla sinistra, lo sventaglia dall'altra parte trovando De Zolt, l'aggancio, c'è un contatto, l'arbitro lascia correre. Si ricomincia, siamo adesso sulla destra con Natali, avanza Natali, poi il pallone per Coccato. Sempre un vento un po' fastidioso, no? Qui a Volpiano, non particolarmente forte. Ecco, in questa settimana Danilo se ne viste di peggiori, no? Diciamo che, soprattutto nelle prime giornate. Sì, diciamo che venerdì, quindi il giorno 1, il torneo venerdì 21 aprile, è una giornata freddissima, 9-10 gradi con anche pioggia a tratti abbastanza fitta, una giornata diciamo così autunnale più che primaverile, però noi abbiamo superato tutto, anche le avversità meteorologiche, raccontandovi con le dirette testuali e anche i contributi multimediali su ideawebtv.it, che ricordiamo è media partner della manifestazione insieme a Sprint Sport. Il lancio lungo viene subito fermato dalla difesa del Veneto, contrasto a metà campo, si prova a ripartire, adesso prova a mettere ordine con un lancio lungo a cercare Gregoris, palla ancora rinviata. Adesso vedremo, Danilo, come sarà impostata questa ripresa, se l'Emilia cercherà di stare, Emilia Romagna cercherà di stare bassa, col baricentro basso per provare a ripartire, o se proverà ad andare a caccia dal raddoppio, di fare la partita. Il Veneto l'ha fatta nei primi 10-15 minuti, poi è venuta fuori la squadra bianco-blu e soprattutto vedremo la reazione del Veneto, cosa proverà ad inventarsi la formazione granata per perlomeno rendersi maggiormente pericolosa dalle parti di Ludovica Vandi. Ma deve riprendere quel canovaccio che aveva abbracciato e imbracciato, diciamo così, nei primi minuti di gioco, dove effettivamente era stata in modo molto fitto dalle parti della porta avversaria, e poi a mano invece è venuta fuori l'Emilia Romagna. Io ti rubo 10 secondi. Si affida al proprio portiere per la ripartenza. Esatto, con l'alleggerimento sul portiere ti dico 10 secondi che al Dino Marola di Vinova in contemporanea l'altra semifinale dell'Under 23 femminile, che trovate sempre la diretta ovviamente raccontata sul canale YouTube Lega Nazionale Dilettanti, la Lombardia in vantaggio per 5-0 sulla Liguria e possiamo dire semifinale già praticamente chiusa, quindi con la Lombardia che io dico sempre al 99,9 periodico, ma qui è una pro forma, domani sarà protagonista alle 16:30 nella finalissima del Silvio Piova di Vercelli. Sì, invece qui non c'è nessun pro forma, caro Danilo, perché questa gara è ancora apertissima, con l'Emilia Romagna avanti 1-0 sul Veneto. La rimessa laterale ancora per l'Emilia che conquista qualche metro, che adesso si trova in fase offensiva. La Torre con le mani rimette il pallone in gioco, cerca Papa che viene contrastata, raddoppiata. Il Veneto rischia davanti all'area di rigore, infatti perde palla. Ligi con la conclusione addirittura, palla fuori, ci ha provato, aveva un muro davanti, ha comunque provato il tiro di potenza, la palla è uscita fuori senza impensierire ovviamente il portiere.
avversario. Sì, Ligi ci ha provato, ha lasciato partire questa conclusione anche molto interessante. Nina Ligi, classe 2002, maglia numero 14 del bianco-blu dell'Emilia Romagna. Però appunto pallone out e quindi Stecchini che poi è ripartita. L'azione adesso è già a centrocampo con la palla tra i piedi, le ragazze del Veneto. Coccato, il lancio lungo, la sventagliata che è stata intercettata bene da Bellamico, che poi si destreggia anche con un bel tocco, chiede l'1-2, lo riceve, adesso è in percussione centrale, poi la palla in profondità, molto buona per Monzani, c'è l'uscita del portiere, che bel contropiede Danilo. È stata anche una segnalazione di fuorigioco? No, forse? bel contropiede, io tengo sempre d'occhio l'assistente, no, bandierina giù, quindi sarebbe stato tutto regolare, palla in profondità, Emilia Romagna che ha preso anche confidenza appunto lanciando nelle imbeccate verticali le giocatrici offensive, un'Emilia Romagna che veramente ha cambiato tutto il proprio modo di stare in campo, lo ha fatto in modo proficuo, lo ha fatto in un modo sicuramente efficace, tant'è vero che l'Emilia Romagna rimane in vantaggio sul Veneto per 1-0. Per Monzani che di spalla fa praticamente da sponda per l'inserimento di Papa, l'incursione viene chiusa, si va da Stecchini che per non rischiare manda in fallo laterale e l'Emilia ha iniziato bene questo secondo tempo, almeno in questa fase, siamo al quinto minuto. Dopo un avvio equilibrato adesso ecco, andiamo, iniziamo con i cambi, esce con la numero 2 nel Veneto Boaretto, entra con il numero 4 Carpanese, questo il cambio che tra l'altro sono compagni di squadra nel Villa Franchese, quindi Carpanese classe 2001 che entra al posto della 2003 Boaretto, questo è il primo cambio deciso dal mister Maurizio Semenzato. Arbitro che annota la sostituzione testé avvenuta e ci si prepara alla rimessa laterale di Eleonora Bellamico con il numero 2 qui vicino alla nostra postazione. Tra l'altro da questa parte nel secondo tempo giocherà Mingardi, l'autrice del gol, vedremo se riuscirà a trovare qualche altro bello scatto, no? Ne ha fatti tanti nel primo tempo, era dall'altra parte rispetto alla nostra postazione, adesso la vediamo qui che torna indietro, proprio davanti a noi, quindi vedremo se riuscirà a incidere sempre su questa fascia destra. Una ragazza che bisogna segnare il suo cognome sui taccuini, molto interessante, con il fiuto del gol. Monzani cerca proprio il taglio di Mingardi, c'è la chiusura, Veneto che non riesce a uscire perché è molto aggressiva l'Emilia Romagna, Bellamico, il tiro fuori, bella iniziativa la seconda di Bellamico, la prima in fase di costruzione della ripartenza, la seconda con questo anticipo e poi il tiro, palla fuori. La numero 2 dell'Emilia Romagna con questo sinistro che non ha trovato, diciamo così, la porta avversaria, però comunque testimonia il fatto che comunque la formazione emiliana romagnola sta stabilmente nella metacampo avversaria. Veneto che prova a uscire, Tiozzo, l'apertura a cercare Carpanese, è entrata da poco appunto, palla fuori, rimessa laterale per l'Emilia Romagna. Adesso vedremo l'impatto di Carpanese quale potrà essere, vedete si è piazzata come attaccante, in questo momento sull'esterno destro. Come ala destra, esatto. Anche se adesso si sta comunque accentrando, quindi tandem offensivo comunque con Chiara Carpanese in campo per dare un po' di peso all'attacco del Veneto che deve comunque rimontare. Rimessa laterale affidata a Grossi, l'arbitro sistema e sì, fa indietreggiare di 3-4 metri il punto di battuta della rimessa laterale alla numero 11 Grossi. Ligi subisce fallo, si arrabbia proprio con Carpanese. È stata brava Ligi anche con un po' di mestiere, con un po' di esperienza, comunque ragazza giovane classe 2002, si è presa questo fallo dove può respirare comunque da dietro l'Emilia Romagna. Ferrari, attenzione col passaggio in orizzontale, ha rischiato, se l'è cavata qui Grecu con il rinvio, aiutata poi da Papa. Piccolo brivido sulla tre quarti difensivo dell'Emilia Romagna. Papa comunque continua a combattere e a sradicare palloni, va via Monzani, ancora per Papa anticipata in area, altra ripartenza, altro squillo dell'Emilia Romagna che comunque con questi fraseggi in velocità rischia veramente di fare molto male al Veneto. Papa che si è incuneata nella
difesa del Veneto e dobbiamo dire dell'intervento difensivo della numero 13 Malvezzi, Letizia Malvezzi, classe 2001 del Calcio Fratta, che ha fatto una scivolata con il giusto tempismo, ha preso soltanto la palla, efficace, pronta, ha sbarrato la strada su quello che poteva essere l'occasione molto molto pericolosa per l'avversario. Proprio Malvezzi libera ancora l'area. Da vecchio, Stop mancato. Da vecchio stopper. Sì, stop mancato da Natali, rimessa laterale per l'Emilia Romagna. Mingardi scarica dietro, poi pallone che viene raggiunto da Ligi. No, ti ho fatto un segno col microfono per dirti di quanto aprivano sulla destra il varco d'attacco le ragazze dell'Emilia Romagna. Cavandoli, palla riconquistata dal Veneto, spalla contro spalla adesso qui sull'Audi destra, rimessa laterale per l'Emilia Romagna che tiene alta la pressione. Papa, altro cambio di gioco, questa volta c'è l'intervento difensivo, il Veneto prova a salire con De Zolt, la cavalcata di De Zolt, molto bene De Zolt, poi il cross, Ferrari ben piazzata, libera l'area di rigore e l'Emilia Romagna adesso può provare con Monzani alla ripartenza, è riuscita a toccare sul contrasto, la palla è finita fuori, rimessa laterale per il Veneto. Danilo, siamo giunti al 10° minuto di gioco di questa ripresa, sempre 1-0 per l'Emilia Romagna. C'è ancora mezz'ora da giocare in questo secondo tempo di questa semifinale di Under 23 femminile qui da Volpiano tra Emilia Romagna e Veneto. Ancora mezz'ora di speranza per il Veneto per raddrizzare il match, mezz'ora invece per magari metterlo in ghiaccio e portare dalla propria parte per l'Emilia Romagna. Emilia Romagna che adesso può usufruire di un calcio di punizione sul pallone Cristina Grecu. C'è libera qui Ligi, infatti viene servita poco dopo la metà campo. Papa, c'ha spazio, Papa tenta l'imbucata, viene murata, ma ancora l'Emilia Romagna. Cross basso, Papa prova a girarla, è rasoterra che viene controllato da Stecchini, palla fuori. Sì, è stato un sinistro quello di Papa, Rosalia Pia, classe 2000, la capitana della formazione bianco-blu. Questo sinistro a cercare il secondo palo rasoterra, pallone però fuori misura, però comunque da notare. Un'altra circostanza offensiva. Adesso vediamo Papa come sventaglia per la numero 18, pallone che rimane in campo sulla banda laterale mentre invece finisce sul fondo per chi? Per la numero 18 Mingardi. Papa però Edward che ha proprio testa alta, un metronomo nel centrocampo, subito per aggirare l'azione, insomma fantasista veramente a tutto tondo. È salita in cattedra nel corso di questa partita con il passare dei minuti e comunque ha preso in mano le redini insieme a Ligi del centrocampo bianco-blu e sicuramente l'Emilia Romagna ne ha beneficiato. Adesso una rimessa laterale per il Veneto qui sulla fascia sinistra veneta, ma come vedete l'Emilia rimane molto alta nel pressing. Qui ancora un contrasto, Ligi tiene palla, adesso c'è Papa che smista ancora una volta, Lorenzon sulla sinistra torna indietro con un passaggio un po' rischioso, ma la Torre fa buona guardia, poi non chiamano l'arrivo dell'avversaria Greco che perde palla, ci prova Tiozzo con un pallone in profondità che viene intercettato. Molto attente anche quando c'è magari un errore le giocatrici dell'Emilia Romagna subito nel ripiegare. Poteva costare caro il fatto di non aver chiamato l'avversario perché poteva rubarla da dietro e involarsi, però poi insomma lì il centrocampo è stato pronto a ribattere, però veramente un pericolo che poteva essere Edward dietro l'angolo. E comunque un match che nonostante il risultato sia comunque in bilico ci ha regalato tante emozioni, le regalate a noi ma le regalate soprattutto a voi che ci state seguendo live sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti. Il rilancio lungo, colpo di testa di Papa, palla che però torna ancora in possesso di Papa che sta veramente sradicando palloni su palloni in questo secondo tempo. Lo scatto di Cavandoli si appoggia bene a Monzani che può metterla in mezzo con una palla tagliata interessante, non trova nessuno in area ma non era male l'idea. Attenzione adesso a Carpanese che prova a scattare, c'è la chiusura e il raddoppio di Grecu, poi il rinvio del portiere che non può essere controllato.
Rimessa laterale per il Veneto con la numero 11 Grossi. Si va da Malvezzi, poi Coccato, altra sventagliata, altro lancio lungo, niente da fare. Blocca Vandi in uscita bassa, 14esimo della ripresa, e l'Emilia Romagna è sempre in vantaggio 1-0. Qui Alberto Lotti di Volpiano. Guardavo la numero 4 del Veneto, Carpanese Chiara, che è subentrata prima, ve l'abbiamo raccontata la sostituzione, che effettivamente ha dato peso specifico nella tre quarti campo con le sue trecce legate, ha dato peso specifico. Infatti vedete che viene cercata dalle compagne di squadra. Questa possiamo dire, Edward, che è stata una mossa se non altro ben fatta da mister Semenzato. Mingardi scatta e prova a combattere, che stavolta ha la meglio Malvezzi, che poi sembra cambiato un po' il canovaccio con di nuovo il Veneto che ha preso fiducia, Edward. Guardate che sono anche un po' allungate in questo momento, perché vediamo tutta una serie di... Hai prontamente smentito la mia considerazione. No, e quindi anche il Veneto ha maggior spazio per ripartire. Allora c'è una sostituzione, esatto. Cambiamocela così, Danilo. Cambiamocela così, c'è una sostituzione, esce con il numero 20 Tiozzo nel Veneto ed entra con il numero 19 Martina Sordon, classe 2006 del Permac di Vittorio Veneto. Ha lasciato il posto Alice Tiozzo, classe 2005 del Venezia. Quindi secondo cambio in casa blu granata, azzurrino granata, come abbiamo detto in apertura di collegamento, assomiglia alla divisa del West Ham di Premier League. Rimessa laterale per l'Emilia Romagna, si riprende, poi colpo di testa, Carpanese, c'è uno scontro, rimane a terra, adesso vedremo se si continua. Sì, si continua a giocare con Monzani che si accentra, adesso la palla si verrà messa fuori da Ligi. Monzani non se n'era accorta, chiede scusa, nessun problema e si può procedere all'ingresso dello staff medico del Veneto per soccorrere Chiara Carpanese. Sì, ha preso un colpo fra spalla e collo. Sì, sul collo, dietro la testa, con una specie di colpo di frusta. Sì. Vediamo che adesso entra anche la massaggiatrice in campo. È lì seduta sul rettangolo verde in sintetico. C'è quindi modo per le squadre di settarsi, soprattutto di prendere fiato per vivere, insomma, questi ultimi minuti. Siamo al 17esimo del secondo tempo, siamo praticamente quasi a metà della ripresa. Il punteggio che rimane immutato, quindi con l'Emilia Romagna in vantaggio per 1-0 sull'avversario venete in quella che è la semifinale Under 23 femminile, ultima partita del giorno qui a Volpiano. 4 semifinali oggi, 4 quarti di finale ieri, e campo che ha visto anche tutto il Piemonte, le 4 squadre piemontesi che hanno svolto tutti i propri rispettivi gironi qui sul campo del Bertolotti di Volpiano. Nel frattempo è stata un po' la nostra casa, Danilo. Nel frattempo c'è il collega di Pixelot qui dietro di noi, che ci ha ricordato che comunque sull'altro campo di Vinovo il 5-0 della Lombardia, che effettivamente già messo in ghiaccio la finale, praticamente è già sul pullman per andare a Vercelli. Intanto qui si riparte con un calcio di punizione battuto da Grecu, vediamo chi cercherà. Si è battuta corta, battuta lunga, si va con la battuta lunga a cercare Monzani in posizione di fuorigioco. Quindi calcio di punizione per il Veneto quando siamo arrivati al 17esimo minuto e 40 secondi, quasi metà ripresa, e l'Emilia è sempre avanti 1-0. Attenzione qui allo stop e l'uscita in fase difensiva, se la cava bene Malvezzi, ha rischiato un po' ma se l'è cavata bene. Poi Grossi converge da sinistra, poi siamo in intervento ma non falloso su Papa, si continua. Grossi, lancio lungo proprio per Carpanese che non riesce a proteggerla, ben chiusa dai difensori. Ligi, contrastata, si gioca ancora, Carpanese ci mette la punta, palla ancora per il Veneto. C'è stato un contrasto molto energico tra Mattiello e Ligi, però si sono già... Bel numero di Ligi in alleggerimento, che bello. Non ha neanche sentito la botta che ha preso Ligi. Sì, ha fatto veramente una grande giocata per aprire l'azione. Poi una palla in profondità di La Torre, preda della difesa e del portiere del Veneto Stecchini, che rilancia subito. Papa di testa, continua a mettere il fisico, ha preso anche un colpo,
la numero 10, calcio di punizione per l'Emilia Romagna. Adesso vedremo se potrà proseguire regolarmente senza l'intervento nuovamente dello staff medico. Sembra che sia tutto a posto, aiutata dalla propria compagna di squadra a rialzarsi. Anche perché sappiamo, come da regolamento, che quando c'è un colpo alla testa l'arbitro ferma immediatamente il gioco. Ligi, palla che viene intercettata bene con un tiro da parte di Cavandoli, centrale, ma bella giocata, stop e tiro. Sì, qui Chiara Cavandoli, classe 2000, come detto numero 19 sulla maglia bianco-blu, si è girata, ha tirato di sinistro senza pensarci troppo, una traiettoria che ha anche preso una discreta, insomma, potenza, e però è stata brava Stecchini a controllare. Comunque segniamo anche questa occasione in casa Emilia Romagna, con il Veneto che è ancora costretto a rincorrere il punteggio, che in questo momento la vedrebbe estromessa dalla finale di Vercelli. Palla spazzata via, Stecchini, il rilancio, cercare un attaccante, cercare una sponda, una giocata che possa aprire un po' gli spazi. Ancora l'Emilia Romagna con Ligi, bella palla in verticale che è stata intercettata bene da Malvezzi. Un paio di chiusure importanti della numero 13 in questo secondo tempo. Veneto che prova a ripartire, ma la Torre, che ha fatto una bella partita in fase difensiva quando insomma è stata impegnata da quella parte, chiuso bene tutti gli spazi. Papa si va da Lorenzon, si appoggia a Ligi, che è veramente un bel punto di riferimento a centrocampo insieme a Papa. Pallone che finisce adesso fuori, però Danilo ha una bella coppia a centrocampo, Papa-Ligi. È una coppia che ha toccato, penso, 780 palloni dall'inizio della partita. Sì, li ho contati tutti. È una coppia veramente che ha fatto grande densità, che ha fatto quantità e qualità, garantendo un gioco, un flusso e soprattutto anche un filtro importante. Adesso vediamo che il Veneto prova ad entrare da destra in area con una rimessa laterale alla ricerca di quella che era stata la neoentrata carpanese, però fa buono scudo la difesa emiliana romagnola, quindi se ne incaricherà Ludovica Vandi del calcio di rinvio, quindi va a prendersi il pallone anche saggiamente, con molta calma, con esperienza, per guadagnare qualche secondo, secondi preziosi, secondi che passano e che dividono sempre di meno in questo momento l'Emilia Romagna dalla finale di Vercelli. Ci avviciniamo verso il 22esimo minuto di questo secondo tempo, quindi superata la metà ripresa. Superata la metà. Ancora 18-17 minuti da giocare, più eventuale recupero. Con Gregoris che fa correggere il punto di battuta. Grossi, la rimessa laterale, palleggio di Coccato, forse un tocco con la mano, l'arbitro lascia correre, mi sembrava abbastanza netto, comunque si prosegue. Ligi, il contropiede, palla per Cavandoli che non può arrivarci. Sembrava fallo di mano, Danilo? Direi anche senza sembrava, perché effettivamente era lì attaccata al corpo, però Ligi comunque si è aiutata con questo tocco. Effettivamente, insomma, serviva un fischio, bisognava fermare l'azione. Comunque questo è stato un errore dell'arbitro, però insomma glielo possiamo anche concedere, perché comunque dobbiamo ricordarci che gli arbitri non sono delle macchine. Papa, la palla sul destro, il tiro, la smette, la traversa, sulla respinta Mingardi ci prova, forse commette fallo, no il tiro? Sì, c'è il fallo, traversa clamorosa dell'Emilia Romagna che sta affilata di Papa dalla distanza. C'è stato anche il tocco del portiere. Allora, al 23esimo del secondo tempo, un altro lampo che però suggella quella che è la superiorità, soprattutto in campo, dell'Emilia Romagna, con chi se non la capitana Papa, con questo sinistro dalla distanza per Rosalia Pia Papa, toccato anche da un colpo di reni di Stecchini, che è stata decisiva, pallone contro la traversa, però poi sul tap-in il gioco è stato fermato per fuorigioco. Emilia Romagna vicino a 2-0. E adesso la palla a cercare lo scatto di De Zolte, che non ci può arrivare. De Zolte che comunque insomma ha corso molto, soprattutto nel primo tempo. Adesso sembra un po' stanca, poi è comunque un pallone molto difficile, molto lungo. Adesso vediamo che rientra in copertura, grande generosità della numero 6 che adesso controlla, ancora va a contrasto, però Emilia Romagna riesce a far girare bene questo pallone. Un'altra palla in profondità per Cavandoli, che con Mingardi
veramente ha creato tantissimi problemi alla difesa con i loro scatti e le loro incursioni. Intanto Danilo, hai un aggiornamento? Sì, ti do il finale da Vinovo, perché la Lombardia appunto raggiunge la finale di Vercelli battendo 5-0 la Liguria con le reti di Porro, Ivanova, Citaristi, Cavallin e ancora Ivanova. Questo insomma i gol per quanto riguarda le Lombarde. 5-0. Domani alle 16:30 ci sarà la Lombardia al Silvio Piero di Vercelli. Cavandoli ha cercato ancora Mingardi, è uscito bene il portiere. Sì, è un finale in anticipo rispetto a questo campo, quindi una gara iniziata probabilmente un pochettino prima. Ma noi abbiamo cominciato un pochettino dopo, Danilo, perché qui si perde anche il senso del tempo con tante partite. Ci sono anche un po' di ritardi giusti perché le partite sono una dopo l'altra e quindi c'è anche bisogno di far uscire e defluire i giocatori della partita precedente. Quindi comunque registriamo la vittoria della Lombardia, che è la prima finalista dell'Under 23. Adesso c'è stato l'ingresso in campo dello staff medico dell'Emilia Romagna. Gioco fermo, Danilo, siamo al 24esimo, quasi 25esimo minuto di questo secondo tempo, quindi un quarto d'ora al termine con Emilia Romagna in vantaggio. Sì, mi sono sincerato sul fatto che comunque di gara sia già finita, del perché è iniziato praticamente in perfetto orario, anche con leggero anticipo, appena dopo l'Under 19, la partita dell'Under 19 che si è disputata al Dino Marola di Vinova, quindi insomma... Sempre col piano che è in ritardo, c'è poco da fare. Vabbè, noi siamo qua a raccontare poi le operazioni di logistica, no, ovviamente non le organizziamo né io né te, fatto sta che però minuto più minuto meno è bello essere qui a raccontarvi... Perché Danilo, la gara dell'Under 19 è iniziata alle 14:45 se ben ti ricordi, quindi chiaramente tutto scalato di un quarto d'ora barra 20 minuti. Assolutamente sì, come stamattina è stato locale, un ritardo di mezz'ora, sì, per insomma alcuni problemi logistici. Comunque sia il bello di potervi raccontare, al di là del quarto d'ora in più o in meno la mezz'ora, questo TDR 2023. Calcio di punizione per l'Emilia Romagna, si è ripreso a giocare, adesso un po' di nervosismo anche fra le fila venete, perché insomma il tempo passa, manca meno di un quarto d'ora e l'Emilia è sempre in vantaggio per 1-0. Ferrari è pronta alla battuta. Questo calcio di punizione andrà lungo, non ci riesce, la palla che viene intercettata, ma insomma un'altra occasione, il difensore dell'Emilia per reimpostare lo fa bene questa volta. Attenzione, adesso la palla in profondità per Cavandoli, vicino a lei c'è anche Mingardi, c'è la chiusura difensiva e il fallo laterale per l'Emilia Romagna. Si cercano sempre quelle due, Danilo, per l'attacco alla profondità. Si cercano sempre loro, è un'Emilia Romagna che prova a sfondare da qualsiasi lato del campo, che sia a destra che sia a sinistra. Vediamo questo lancio con un tocco di testa da parte della difesa. Qui c'è l'anticipo anche dell'estremo difensore, però c'è un tocco, quindi non ci sarà calcio d'angolo, ma ci sarà insomma rinvio dal fondo. Un pallone pericoloso messo dentro da Ligi ancora una volta. Lorenzone aveva tagliato bene alla ricerca del pallone, infatti il portiere insomma è dovuto uscire. C'è un cambio nell'Emilia Romagna, esce con il numero 16 Monzani ed entra con il numero 11 Francesca Pagani, classe 2001. Bella partita anche di Monzani sulla sinistra, diciamo che questo terzetto là davanti ha fatto veramente molto bene. Ha fatto il proprio dovere. Adesso forze fresche per l'Emilia Romagna per gestire questo vantaggio e provare a chiudere la partita. Ci è andata molto molto vicino poco fa con quella botta di Papa sulla traversa. Intanto c'è uno scontro e l'arbitro chiede subito l'intervento dei sanitari. Come hai detto tu, quando c'è un colpo alla testa si ferma subito il gioco. Sì, quando c'è un colpo alla testa si ferma il gioco. C'è Papa che ha dato questo colpo, questa botta, però involontaria ovviamente. Fortunatamente non ce n'è bisogno, si è rialzata subito la giocatrice del Veneto Coccato, quindi nessun problema, si riparte. Vai Danilo. Bene così, sì, si riparte da dietro con l'Emilia Romagna che prova ad impostare con Lorenzon che subito scarica per Ligi, vediamo se prova il destro dai 25 metri, prova la conclusione, destro che si perde alla destra della porta difesa da Stecchini.
insomma la mira non è stata delle migliori, però è stata sicuramente molto interessante questa costruzione della conclusione, perché ha prima fintato un primo tiro dalla distanza, si portando ancora avanti per quei 2-3 metri, poi ha calciato. Grande personalità per questa ragazza, classe 2002, Nina Ligi, fin qui tra le migliori dell'Emilia Romagna. Che si è anche arrabbiata con se stessa, perché poteva e voleva fare meglio, non ha trovato lo specchio della porta. Sì, è quella che insomma con se stessa. Questo dimostra anche, Edward, il carattere di questa ragazza, il grande carattere anche, vedete qua ancora Ligi con la palla nei piedi, destro-sinistro, colpisce con ambedue le opzioni, giocatrice completa, si è arrabbiata con se stessa, ti stavo dicendo, questo dimostra anche il grande carattere di questa giocatrice. È un grande carattere che abbiamo insomma apprezzato da tutte le squadre, grande 23 femminile, che non si sono risparmiate, anche giocando con ben più cattiveria agonistica magari rispetto ad altre squadre. Ed è proprio Ligi in possesso ancora di palla, altro pallone lungo, questa volta troppo lungo, glielo si può perdonare, insomma ha giocato e distribuito veramente una marea di palloni insieme alla sua compagna di reparto Papa. No. Attenzione a questa palla improvvisa in profondità per lo scatto di Sordon. Sordon cerca una compagna, la trova, tocco in profondità, però la difesa adesso dell'Emilia Romagna si è chiusa, è una buona opportunità per provare a sfondare. Poi questo tiro da parte di Gregoris, che non so se volesse crossare, però ne è sbucato un tiro che non si è abbassato, ma qualche brivido diciamo, ce l'ha fatto venire, perché la palla stava effettivamente per abbassarsi ed è finita alta. Poi da questa prospettiva qui, insomma, una piccola illusione che potesse centrare la porta. Quello che è certo è che Gregoris, la numero 10 classe 2002 del Villa Franchese, ha costruito un sinistro con il piattone che è sceso proprio sopra la traversa. Grande pericolo, possiamo dirlo, un'occasione da gol del Veneto. Quindi Veneto che prova fino all'ultimo per cercare di raggiungere il pareggio. Siamo alla mezz'ora, mancano 10 minuti scarsi alla fine di questa semifinale. Rimessa Veneto, Papa intercetta, ferma l'azione, ancora rimessa laterale. Vediamo che ci sono grossi movimenti sulla panchina del Veneto, perlomeno 2 cambi in contemporanea. Bella chiusura di Greco qui in scivolata. Vediamo se l'arbitro concede adesso le sostituzioni. Non è così perché si gioca. De Zolt, il cross, attenzione, palla che viene respinta, poi il tiro fuori misura, la palla che finisce fuori. Adesso il Veneto ci sta provando chiaramente a premere sull'acceleratore, perché il tempo stringe, adesso arrivano i cambi. Ecco i cambi, esce con numero 6 Susanna De Zolt ed entra col numero 14 Mary Marchiotto del Real San Massimo, classe 2005, giovanissima Mary Marchiotto. E poi anche l'altra sostituzione, perché vengono fatte 2, con il numero 5 Gaia Coccato ed entra col numero 7 Sara Furlan del Permac di Vittorio Veneto. Queste sono le sostituzioni decise dal mister Maurizio Semenzato, sponda Granata, Azzurrino Granata. Il Veneto ovviamente sta provando tutte le soluzioni e offensive e di costruzione per provare a raggiungere questo pareggio, che significherebbe comunque andare ai rigori. Se così non fosse, l'Emilia Romagna andrebbe a Vercelli. Rimessa laterale per il Veneto con Natali. Mattiello si destreggia bene, poi apre però un pallone difficile che viene comunque tenuto da Furlan. Il lancio lungo, buono l'intervento difensivo, ma il Veneto è ancora in attacco. Attenzione alla progressione di Grossi da sinistra, la mette sul destro, Grossi, il cross dall'altra parte per il tiro al volo, fuori. È una buona occasione questa, costruita dal Veneto, la palla è finita alta. Sto cercando di capire, però c'era spazio per fare meglio centrare la porta. Esatto, la conclusione di Mary Marchiotto ne è entrata a, diciamo così, costruito un'azione da sinistra con questo traversone che ha anche un po', diciamo così, messo fuori causa la difesa dell'Emilia Romagna. Edward, negli ultimi 7-8 minuti c'è un Veneto che è cresciuto la distanza, ma vediamo questa progressione offensiva con Ligi che va a servire sulla destra Scavone, scusatemi, va a servire sulla destra Mingardi.
Ancora Ligi. Ho sbagliato il numero 18. Qui è un foglio via dietro l'altro. Ancora Ligi. Palla sul destro, fa la finta, se la porta sul sinistro. Quanto è forte questa ragazza. Va al destro sporcato. Ovviamente con la deviazione avversaria. Cavandoli, numero 19. Tutto facile per Stecchini che è già ripartita. Ma ancora Ligi. Edward, prepariamoci il premio MVP virtuale per questa ragazza. Grande intercetto di Ligi, che poi ha provato un'altra sventagliata. Giocato Nina una Ligi, marea di palloni. classe 2002, numero 14 sulle spalle. Papa si gira, prova a cambiare gioco. Bella palla in profondità, a cercare lo scatto ancora di Mingardi. Insomma, nel primo tempo questa formula ha funzionato ed è giusto riprovarci per l'Emilia Romagna. Il Veneto che adesso prova a ripartire perché il risultato è ancora aperto a tutte le soluzioni. Bella palla per Gregoris per lo scatto, c'è anche la chiusura di Bellamico, rimessa laterale per il Veneto. Adesso c'è più spazio. Allora, Siamo al 34esimo minuto e 32 secondi. Quello che è certo è che, appunto, appena detto quanto manca a livello cronometrico, le squadre non stanno sentendo la stanchezza. Abbiamo raggiunto già i 70 minuti di gioco e queste ragazze, e da una parte e dall'altra, se veramente stanno dando tutto. Una bellissima semifinale. La difesa del Veneto qui attenta, un po' con difetto un po' di controllo, ma efficace Busin. Però dicevo, queste due squadre non si stanno risparmiando, stanno dando tutto e noi vi stiamo raccontando una bellissima semifinale. Altra chiusura da parte di Greco che torna da Vandi, che gioca con i piedi, il rilancio lungo che finisce fuori. Il Veneto adesso ci prova, mancano meno di 5 minuti più recupero alla fine di questa semifinale. Ferrari lancia ancora via e adesso l'Emilia rischia di schiacciarsi un po' troppo in difesa, perché comunque le gambe potrebbero cominciare a tremare proprio nel momento clou di questa gara con un solo gol di vantaggio, mentre comunque Cavandoli prova a fare ancora da riferimento offensivo ma viene chiusa. Beh, d'altronde, Edward, è anche giusto che adesso provi il tutto per tutto il Veneto con questo, diciamo così, assedio finale per raggiungere il pareggio. Vediamo che però l'arbitro fa proseguire con il numero 15 Mattiello, che va sulla sinistra. Vediamo se si porta la palla sul sinistro, quasi sulla linea di fondo. La palla ancora in campo, arriva con il sinistro la numero 10 Gregoris. Laura non riesce a tenere, diciamo così, la mira bassa, la traiettoria bassa. Si alza questa sua conclusione, però l'abbiamo detto, di un Veneto che comunque ci prova fino all'ultimo minuto disponibile. Mentre forse ne arriva un altro cambio. Un altro cambio sulla panchina dell'Emilia Romagna, adesso ve lo andiamo a leggere. Ovviamente, quindi gioco fermo. Minuto 36 e 35. Allora esce la numero 17 Alessia Lorenzon ed entra con il numero 15 Francesca Ercolani, classe 2000. Questa è la scelta di mister Maurizio Gieri. Però vi dicevamo poc'anzi che è un Veneto che stava assediando l'Emilia Romagna, sta provando un po' con tutta la propria forza, con tutte le energie residue, a spingersi in avanti per provare a raggiungere il pareggio. Partita in bilico fino all'ultimo, molto bella, molto viva, ve la stiamo raccontando. Rimessa laterale molto preziosa per prendere fiato per l'Emilia Romagna, per far passare anche le lancette del cronometro, le lancette dell'orologio, perché manca poco, mancano 2 minuti e mezzo alla fine del tempo regolamentare che separa l'Emilia Romagna dalla possibile finale, perché il risultato qui dice 1-0. C'è una percussione con un fallo, no? Sì, l'arbitro ha aspettato di vedere l'eventuale vantaggio, che non c'è stato. Esatto, un buon fallo conquistato proprio da Ercolani. Esatto, scelta giusta dell'arbitro, perché ha atteso che si concretizzasse l'eventuale vantaggio, così non è stato, ha fermato immediatamente l'azione. Calcio di punizione dai 30 metri, quindi da 3/4 campo. Danilo, le due centrocampiste Papa e Ligi sul pallone, vediamo quale soluzione. Nomi che non abbiamo mai nominato fin qui. Sì. Adesso si allontana Ligi, rimane solo Papa. Partita straordinaria di entrambe. Allora vediamo Papa, la numero 10, la capitana dell'Emilia Romagna, che vediamo se servirà. Ligi sulla sinistra, ci mette in mezzo anche con gli... È lì che fa finta di niente sulla sinistra. Detto, fa segno, ci sarà uno schema, vediamo. La palla che invece è
calciata direttamente in porta dalla capitana Papa, blocca Stecchini, giusto secondo me questa esecuzione, prova a tirare in porta, ha fatto bene, quindi altra occasione per l'Emilia Romagna quando siamo al 38 e 43 secondi, minuti, quindi siamo quasi al 39esimo, sempre 1-0 per l'Emilia Romagna qui a Volpiano sul Veneto. Mingardi lotta ancora nonostante la stanchezza dopo i tanti scatti, ha giocato un tempo e mezzo comunque di grande qualità. Attenzione a questo lancio lungo per Sordon, non ci sono problemi per Vandi che blocca il pallone, c'è anche forse un calcettino, un contatto con la numero 19, il portiere rimane a terra, l'arbitro adesso chiede insomma di velocizzare un po' la ripresa delle operazioni, tutto bene. Qui Edward subentra un po' di mestiere, un po' di esperienza. Ludovica Vandi ha guadagnato qualche secondo. Poi svirgola però il rinvio con la palla che finisce forse fuori, sì, finisce fuori, rimessa laterale. E ci sarà un'altra sostituzione sulla panchina dell'Emilia Romagna, è pronta ad uscire Mingardi col numero 18. Esce sotto la nostra postazione in campo con la numero 3 Giulia Soncini, classe 2002. Mingardi, autrice del gol, Margherita Mingardi, classe 2002, che sta mettendo adesso proprio la sua firma su questa semifinale. Mingardi maiuscola che fa la passerella sotto la tribuna perché l'arbitro gli ha detto di uscire da questo lato per insomma non per non far perdere troppo tempo. Brava Mingardi, grande partita la sua, sì. E sta portando la sua, tra virgolette, Emilia Romagna in finale a Vercelli. Occhio alla ripartenza adesso dell'Emilia Romagna con Pagani da destra, Pagani entra in area, Pagani da sola e quindi poteva solo provare ad andare fino in fondo, non aveva compagne a rimorchio, c'è stata la chiusura e la rimessa dal fondo per il Veneto. Allora qui Pagani ha fatto veramente un bello scatto, una bella progressione, però è stata bravissima qui la difesa del Veneto con Busin che le ha chiuso lo spazio e quindi insomma ha difeso il pallone, poteva essere un'azione davvero pericolosa. Siamo già a tempo scaduto, siamo nel minuto 41, non abbiamo visto segnalazioni di recupero, quindi siamo ufficialmente in zona Cesarini. Battute finali di questa semifinale, scusate il gioco di parole, però c'è gioco fermo perché un fallo su Chiara Carpanelli. Esatto, è stata colpita proprio nel cerchio di centrocampo, si sta toccando, non ho visto se la tibia o il ginocchio, abbastanza dolorante. Lo stinco si sta toccando, quindi gioco fermo, arbitro che allungherà credo il recupero. Sta parlando adesso con comunque tutte le componenti in campo, soprattutto si è avvicinata Nina Ligi. È una semifinale questa, Edward, che ci ha fatto vedere due formazioni, Emilia Romagna e Veneto, insomma una sfida anche equilibrata se vuoi, con continui capovolgimenti di fronte anche nel copione del match. Prima conduco io, poi conduci tu, no? E però azioni da una parte e dall'altra, però la differenza in questo momento cosa l'ha fatta? L'ha fatta il gol. Ha fatto una grande giocata e l'Emilia adesso deve serrare i ranghi per questo finale. Siamo al minuto 42 e 25 secondi della ripresa, siamo abbondantemente in pieno recupero e questa sosta allungherà, diciamo, il recupero ancora per un po', almeno di un minuto buono. Quindi il Veneto ha ancora modo di tentare l'assalto finale alla porta di Ludovica Vandi, partendo da questo calcio di punizione che batterà Busin, che gioca però sull'out di sinistra e non in mezzo, con la 15 Mattiello che prova a giocare su Grossi, ancora da dietro. Malvezzi prova a mettere palla dentro alla ricerca degli attaccanti, colpisce la numero 10 Gregoris con una specie di lob, con un tocco morbido che poi si spegne dietro la porta. Controlla ovviamente la traiettoria Vandi
tutto facile. Emilia Romagna che riparte con un calcio di rinvio battuto dal terzino. Siamo a 43-28. Attenzione allo scatto di Soncini, Soncini sulla sinistra, Soncini affrontata, non riesce a passare, rimessa laterale, ovviamente non c'è niente, ha provato insomma a raggiungere questo pallone, anche in allungo non c'è riuscita, il Veneto può ripartire, Papa prova a mettere ordine, sbaglia qui il passaggio, cercava una compagna che non c'era. Il Veneto ha un'altra opportunità, ma qui c'è una buona chiusura da parte di Pagani che viene spinta, viene stesa, calcio di punizione molto molto prezioso per l'Emilia Romagna. Intanto dal pubblico, soprattutto quello di Fede Emiliano, si chiede all'arbitro fischia, è finita. Esatto, adesso però ha fischiato la rimessa in gioco con questo calcio di punizione a favore dell'Emilia Romagna. Vediamo che c'è ancora qualche secondo prezioso che viene perso, palla lunga, però ovviamente non ci sono problemi per Stecchini. Nel frattempo c'è uno spintone, però insomma tutto regolare in area. Vediamo queste residue speranze con Mattiello, la palla viene giocata lunga su Gregoris, però c'è l'efficace difesa dell'Emilia Romagna con Ferrari che spazza via, allontana più che può il pallone. Bella partita di Ferrari, ha guidato la difesa veramente alla grande quest'oggi. Sì, insomma, ha sbagliato praticamente nulla, attenta, concentrata e anche efficace. Brava anche lei e brave anche tutte le sue compagne. Prova questo destro dalla distanza e finisce qua. L'Emilia Romagna è in finale del torneo delle regioni categoria Under 23 femminile, batte 1-0 il Veneto con una partita di grande spessore, di grande contenuti. Ha deciso il gol di Margherita Mingardi, classe 2002. Il Veneto ci ha provato in tutti i modi ma non è riuscito a scardinare la porta emiliana romagnola, quindi Emilia Romagna che domani pomeriggio al Silvio Piore di Vercelli alle 16:30 affronterà la Lombardia che ha tra virgolette strapassato la Liguria per 5-0. Edward, siamo alle battute finali. Un'Emilia Romagna che quindi vuole regalarsi un grande sogno in quel di Vercelli, però davanti a sé avrà la corazzata Lombardia. Sarà comunque una bella finale, soprattutto una bella soddisfazione per questa squadra che viene a esultare adesso qui sotto la nostra postazione. Come vedete la grande gioia di fronte ai propri tifosi e anche ai ragazzi della delegazione emiliano-romagnola che sono venuti qui a tifare. 1-0, una vittoria di misura. Io Danilo ti direi una vittoria comunque meritata. Il Veneto ci ha sì provato nel secondo tempo, ma di pericoli veri ne ha creati veramente pochi. Una vittoria meritata, una vittoria costruita. Abbiamo visto sicuramente grande efficacia e grande capacità. Ovviamente domani ci sarà una grande squadra, una grandissima squadra che è la compagine lombarda. Da una parte può essere magari un risultato già scritto, però sappiamo che le finali sono partite a sé, sappiamo che le partite incominciano dallo 0-0. È giusto che l'Emilia Romagna possa coltivare questo sogno e comunque una finale, comunque una gara che ovviamente seguiremo come seguiremo tutte e quattro le finali. Edward, io direi che possiamo iniziare a ringraziare la regia di Video Center Studio di Nadir Giordano per questa giornata qui a Volpiano, che ha raccontato queste 4 semifinali. Sentite in sottofondo le grida di gioia e di soddisfazione delle ragazze emiliane romagnole. Danilo, salutiamo. Intanto vediamo l'esultanza a favore di Camera, probabilmente potete anche sentire insomma la gioia delle bianco-blu. Danilo, salutiamo Dimmi. anche noi il Bertolotti di Volpiano dopo queste giornate del torneo delle regioni, questa struttura ci eravamo affezionati, che ci ha ospitato qui in questi giorni. Adesso si va a Vercelli, questa sera ricordiamo il telegiornale del torneo delle regioni alle ore 20, l'ultima puntata alle ore 20 per parlare insomma di queste semifinali in vista poi dell'ultima giornata di gare. È stata veramente una grande esperienza in questi giorni e domani chiuderemo con insomma il gran finale, l'ultimo capitolo di questo torneo delle regioni 2023 ospitato da Piemonte Valle d'Aosta. Assolutamente sì. Allora io ringrazio Edward Pellegrino per questa cabina di commento tutto oggi.
Grazie a te Danilo, è stato veramente un piacere, ma non finisce qui. Non finisce qui, rimanete connessi con le dirette, soprattutto domani dal Silvio Pioga di Vercelli, 9.30, 11, 14.30, 16.30 con tutte le finali dal Silvio Piola. Per oggi è tutto, grazie e viva il torneo delle regioni.